Amici di Sportissimi, ben ritrovati al campo comunale Favazza di Terrasini. Siamo al rush finale della tabellone riservata agli allievi regionali Under 17 della primo Memorial dedicato a Carmelo Bongiorno. Ci si gioca il gradino più basso del podio in questa sfida che mette di fronte Costa Cagliadelcam e Fortitudo Bagheria, quelle che potevano essere potenzialmente le due favorite al titolo. Alla fine si giocano il terzo posto dopo aver perso la prima nella semifinale appena conclusa 3-1 contro il Gonzaga, la seconda invece ai calci di rigore contro l'Accademia Trapani e Gonzaga, che si affronteranno tra circa un'ora nella finalissima che assegnerà il trofeo, e vedremo quale squadra si aggiungerà all'Albo d'Oro, al nuovo Albo d'Oro di questa bellissima competizione che ha visto di fronte 16 squadre, 8 tra i giovanissimi, 8 tra gli allievi, centinaia di ragazzi in campo su 3 splendidi campi, questo qui di Favazza da dove vi stiamo trasmettendo, ma anche il Giovanni Aloisio di Misilmeri e il centro sportivo Santo Canale di Palermo. Ma intanto tuffiamoci subito nella cronaca di questa finale così detta di consolazione di fronte alle due squadre che hanno concluso in testa i rispettivi gironi e che adesso si affrontano per non terminare al quarto posto. Arbitro che sta per fischiare l'inizio della partita. Arriva adesso l'assistente lato Costa Cagliadelcam, proprio sotto la postazione da cui vi sto raccontando la gara. Arriva adesso il fischio, inizia la finale terzo e quarto posto col primo pallone gestito dalla Fortitudo Bagheria, che muove palla con il suo capitano Flamia. Abello, tocco di Piraino per ancora Flamia. Liga, spalla alla porta Cicalese, poi ancora Liga, tocca indietro per Flamia. In realtà non si tratta di Cicalese, bensì di Audia, che proprio al posto di Cicalese sta giocando, almeno dal punto di vista numerico, poi dal punto di vista tattico è una posizione diversa. Scardina, anzi ancora Audia in realtà. Flamia, palla alla porta, prova a giocarla Scardina ma la perde, allora Vivona, tocco per Foscari, adesso Ala propone il cross al centro, c'è la girata e il vantaggio del Costa Cagliadelcam, che dunque sblocca la partita. 1 minuto e 10 sul cronometro del primo tempo e si sblocca questa finalina con la rete messa a segno da Corso. E dunque subito in vantaggio la squadra di Pirrone col gol di Andrea Corso. E dunque inizia in salita la partita per la Fortitudo, che prova a rispondere con Ribaudo. Liga, Piraino, ancora i tre a dialogare, ma recupera bene palla Ala, che cerca la corsa di Piazza tagliato fuori da Flamia, che decide di andare in scivolata per poi provare a rigiocare il pallone. Liga, lo presti, pallone perso però. Corso, Pivona per Genco, apertura a destra per Ala, altra palla molto simile a quella che ha procurato il primo gol, poi Piazza, Foscari si libera,
Altro dribbling di Foscari che va al tiro sul fondo di nulla. Conclusione di Foscari, sulla quale Sarcona sembrava in traiettoria. Flamia porta su palla, ritmi non troppo alti. Sì, la partita è stata sbloccata, ma non si gioca ad altissima intensità. Qui perde una brutta palla Lannino, non sembra essere ancora scesa in campo la Fortitudo, invece all'altra parte decisamente più centrato l'11 di Mr. Pirron, che qui però perde palla, lo riconquista subito con Genco che va a lottare con Audia, poi Piraino, il tocco per la corsa di Lopresti, forse un fallo di mano di Ala, no, c'è un fallo di Lopresti secondo il direttore di gara, punizione per il Costa Gaia del Cam che la gioca a sinistra su Corso però a prendere il centro, attende il movimento dei compagni, c'è il taglio da parte di Foscari, però letto bene dalla difesa della Fortitudo, però a ripartire con Liga, avanza palla al piede ancora ma perde palla Lopresti, anzi trattava di Piraino. Piazza con lo scambio ancora con Foscari, la palla in area di rigore per Piazza, in qualche modo in uscita Sarcona. Avanza Liga, la fiondata a cercare Ribaudo, posizione regolare per Ribaudo che controlla il pallone. Ribaudo, serie di finte, accanto a lui c'è Furaforte, Ribaudo va da solo, lo ferma. In calcio d'angolo Pizzitola, primo tiro dalla bandierina della partita. Il calcio d'angolo con la palla che spiove sul primo palo, allontana Genco. Poi Scardina, un po' morbido nella circostanza, viene fermato, interviene Liga che può soltanto mettere in fallo laterale. Rimessa per Pizzolato, poi Ala cerca di partire, scambia con Piazza, Ala sul filo del fuorigioco, intervento da parte di Abello, poi recupera un buon pallone la squadra di Tarantino che poi lo butta via con Liga. Genco cerca Piazza, poi ancora lo scambio, sempre Genco, l'arbitro fischia a suo favore, entrata di Piraino, palla già rimessa in gioco. Paradiso, il tocco in avanti, poi il cross di Corso, Sarcona la fa sua. Andrea più deciso, Andrea va bene. Qui rischia Lannino, la palla arriva comunque dalle parti di Abello, poi Sarcona per Flamia. Lannino, Liga imposta per l'avanzata di Abello, intercetta Vivona, poi ancora Abello, Sarcona, Flamia, Liga a prendere campo per vie centrali, evita anche l'intervento di Vivona, sempre Liga, tocco poi per l'inserimento di Scardina, capisce tutto e mette in calcio d'angolo Paradiso, anticipando anche il suo portiere. Secondo angolo per la Fortitudo. La battuta intanto, la palla che si perde fuori, tentativo di Furaforte.
Genco in uscita al piccolo trotto, poi Bongiardina, pallone giocato in avanti ancora dal Costa Gaia, che avanza con Corso, l'autore del gol, arrivato, ricordo, dopo 70 secondi. Paradiso, sterza, se la porta sul destro, tocco per Genco, la finta di Genco che evita un avversario, evita anche il secondo. Genco, palla sul sinistro, la capisce in anticipo e la blocca Sarcona. Lannino rischia con Flamia, che in qualche modo si libera degli avversari, calcia però addosso a Piazza e recupera ancora palla il Costa Gaia, con Piazza che scodella dalle parti di Corso. Esce Sarcona al confine dell'area di rigore, ancora per una brutta palla persa alla Fortitudo. Foscari, ancora Sarcona, tiri tutti centrali per fortuna del portiere della Fortitudo, che però sta vedendo arrivare troppe conclusioni dalle sue parti dopo 9 minuti e mezzo, già il quinto tentativo per la squadra in maglia gialla, che recupera ancora con Paradiso. Corso fionda dalla parte di ala, che viene fermato però da Lopresti. Piraino cerca di scavalcare, lo fa male ancora una volta. Troppi errori, sicuramente Mister Tarantino non sarà contento di ciò che sta avvenendo in campo. Corso torna agli avversari, poi allarga dalle parti di Pizzolato, poi scambi continuati. Ala riceve da Pizzolato, prova a girarsi fronte alla porta, ancora torna da Pizzolato, il cross di Mancina respinto, ma ancora Costa Gaia in possesso. C'è la conclusione, palla sulla traversa, scheggia la traversa Pizzolato. E allora Liga, ad un passo dal raddoppio, Costa Gaia Adelcam che sta per il momento legittimando il vantaggio. C'è l'avanzata di Abello che sbaglia ancora una volta. Vivona, Piazza, tocco per ala a destra, il cross, Piazza prolunga, poi Lannino agevola l'intervento di Sarcona e dominio da parte del Costa Gaia. Era stato così anche nei primi 10 minuti della semifinale, poi è venuta alla distanza il Gonzaga. Vedremo se gli uomini di Pirrone avranno imparato la lezione della scorsa gara. Vivona, pressato e fermato da Piraino in maniera regolare. Piraino guarda la porta, Piazza col sinistro, respinge Lo Duca. Vai, Totti forte! Pizzolato, avanzare, tocco per Genco che va al lancio, difesa schierata della Fortitudo, è difficile bucarla con questi palloni. Liga, Piraino per Furaforte, serie di rimpalli, ancora il 17 in possesso. Piraino, tocco per Liga, la palla che non viene gestita bene da Lopresti, poi il tocco dell'arbitro, sarà palla scodellata ancora in favore del Costa Gaia. Muove il pallone Pizzolato per la squadra in maglia gialla, appoggio per Bongiardina, poi Ala viene incontro a prendere il pallone, lo tiene in campo secondo l'arbitro, ma è comunque a disposizione della Fortitudo.
Lo Presti, affrontato e fermato fallosamente da Ala. Punizione dunque. La battuta, la punizione direttamente in porta, non trova però i pali. Questo tentativo di ribaudo, mentre stanno raccogliendo le ultime energie Gonzaga e Accademia Trapani. L'Accademia Trapani è tornata da qualche minuto nel proprio spogliatoio, invece resta a bordo campo. Probabilmente li vedrete quando l'inquadratura andrà verso la porta sotto la curva. I ragazzi di Mister Inzerillo che daranno la caccia al titolo. Genco. Vivona prova a passare. Ancora Vivona, contrastato da Piraino, che recupera un altro pallone. Poi però Ala può sprintare fronte alla porta. Ala sul sinistro, lo prova, Ala blocca Sarcona. E proprio a proposito del Gonzaga e a proposito della Fortitudo Bagheria, le due squadre si sono affrontate in una partita del girone giocato ieri a Misilmeri, ripreso tra l'altro in diretta dalle nostre telecamere sul nostro canale YouTube. La differenza netta di rendimento, di efficacia tra due squadre che non sono poi così distanti, però la prestazione fornita dagli uomini di Tarantino sembrava poter far presagire qualcosa di diverso da una parte e dall'altra. In pochissimi, vedendo quella partita, si sarebbero potuti aspettare che a giocare la finale terzo e quarto posto sarebbe stata la Fortitudo e quella primo secondo posto sarebbe stato il Gonzaga. E invece la magia del calcio, il bello del calcio è anche questo. Così come l'Accademia Trapani, che ieri, fino agli ultimi istanti dell'ultima partita, quella persa proprio contro il Costa Gaia Adelcam, ha rischiato di vedersi scavalcare proprio in volata dal Renzolo Piccolo, mentre qui intanto attenzione alla girata di Foscari che colpisce il palo, ancora ad un passo dal raddoppio il Costa Gaia, dicevo, dell'Accademia, che per un gol di differenza reti è riuscito ad avere la meglio sul Renzolo Piccolo e adesso si trova a giocarsi il titolo. Poi ancora una brutta palla persa, questa volta da parte di Poma. Arriva il giallo per Simone Poma, fallo su Genco. Qui intanto attende Pizzolato che i compagni si dispongano per battere questo calcio di punizione. 17,5 giocati, 7,5 da giocare. Pizzolato mette in mezzo il pallone, colpo di testa da parte di Flamia, poi Scardina non riesce a uscire però la Fortitudo, altra traversa sempre di Pizzolato che ha la dinamite nel sinistro, ancora una volta sorpreso Sarcona. Prima l'ha solo scheggiata la traversa, questa volta l'ha colpita in pieno. Ancora cambi intanto per
Mister Tarantino che manda fuori Liga. Torna in campo Cicalese per questi ultimi 6,5 più recupero di primo tempo e ovviamente per tutta la ripresa. Bello, tocco per Flamia, si ricompone il trio difensivo che ha iniziato la semifinale. Qui intanto rebound, prova anche l'arbitro a spostarsi. Lo Presti su Scardina, posizione regolare di Scardina che cerca questo tocco morbido, troppo morbido per poter impensierire lo Duca. Riprende il gioco con Bongiardina. Pizzitola c'è tutto il suo passaggio da Furaforte. Poi ribaudo ancora per Furaforte che vira alla ricerca di spazi. Poi Lo Presti fermato. Allora può ripartire il Costagaglia, sempre con ala sulla destra. Riesce ad evitare l'intervento di Poma. Poi bravo in uscita Flamia. Ribaudo. Tocco per Furaforte che va a puntare. Furaforte la sterzata per evitare gli avversari. Ribaudo fronte alla porta. Il dribbling. Ancora Furaforte. Quasi gli pestano i piedi due. Piraino fermato. Poco fluida la manovra della Fortitudo in questo primo tempo. Un tempo che si avvia verso i 5 minuti finali. E stupisce il dato mentre Genco arriva dall'altra parte, scorta però Lannino. Dicevo, stupisce il dato che dopo 70 minuti giocati tra la semifinale e questo primo scorcio di finale, la Fortitudo non solo non abbia ancora trovato il gol, che è una cosa abbastanza strana per una squadra sempre abituata a segnare tanto, ma ancora più grave il fatto che raramente abbia trovato la porta. Basti pensare che in semifinale, per chi non l'avesse vista, gli unici tentativi degni di nota sono arrivati su calcio piazzato sia nel primo che nel secondo tempo, entrambi con Flamia, mentre fin qui 21 minuti quasi trascorsi, ancora nulla da segnalare. Probabile che la gran fatica fatta ieri con rotazioni molto corte abbia un po' ridotto le energie e anche un po' la fiducia della squadra, che adesso si deve difendere dall'attacco di Corso. Corso cerca la porta, Sarcona l'aspetta lì, tiro debole anche questo. Abello può avanzare, altro passaggio sbagliato dal numero 13. Poi Lo Presti prova a rimediare all'errore del compagno, c'è anche Ribaudo in gestione. Abel, anzi si tratta di Furaforte che è venuto incontro. Poi Flamia, lancio completamente sballato. Ringrazio comunque per il tentativo Lannino. Piazza anticipa Abello che è totalmente fuori partita, sia negli errori con gli appoggi sia negli interventi difensivi come questo in cui è entrato fuori tempo su Piazza. Calcio di punizione per il Costa Gaia del Cam. 2 minuti e mezzo, poco più, alla fine della prima frazione. Sul pallone c'è l'autore del gol, però sia Corso. Pallone che arriva in mezzo, deviazione, poi forse con una mano Genco si gioca la conclusione da parte di Pizzolato, la blocca credo anche in 4 tempi Sarcona. Fortitudo che, tornando al discorso precedente, bisogna anche dire che è stata a un calcio di rigore dalla finale.
l'errore di Scardina nel quinto e ultimo tiro dopo il percorso netto dei suoi e dopo l'errore precedente da parte di Scaduto. Da lì in poi è cambiato tutto e qui intanto sbaglia anche Flamia che prova a rimediare. Vivona, la palla per Foscari che cerca di liberarsi, viene fermato. Poi Flamia riesce a tenere palla in campo. Uno scambio che non riesce con Cicalese che in qualche modo allontana. Piraino può solo prolungare di testa ma può lasciare ancora quelli in maglia gialla. Muove palla Bongiardina, tocco per Pizzitola, ancora Bongiardina. Ultimi 50 secondi prima dello scadere del 25esimo. Attenzione però perché Scardina ha recuperato palla. Scardina, tiro respinto forse con un braccio. Ancora Scardina, duello con Pizzolato, arriva anche Pizzitola, calcio d'angolo guadagnato praticamente dal nulla dalla Fortitudo Bagheria che prova a chiudere in attacco il primo tempo. La battuta del calcio d'angolo, primo palo, interviene Genco. La palla ancora buona per il cross, questa volta sul secondo palo Lo Duca smanaccia in qualche modo, poi allontana Vivona, scade il 25esimo con Lannino che interviene, decide di alleggerire sul suo portiere ed anche questa è l'ultima giocata del primo tempo. 1-0 Costa Cagliadelcam sulla Fortitudo Bagheria, gol di corso dopo 1 minuto e 15, vantaggio strameritato per gli uomini di Pirrone che sono a 25 minuti dalla conquista quantomeno del podio.
Inizia il secondo tempo con il primo pallone gestito dalla Costa Gaia del CAM, che ricordo, che se potete anche vederlo in grafica, in vantaggio per un gol a 0 sulla Fortitudo Bagheria. Il gol l'ho messo a segno Corso dopo 1 minuto 15 secondi. Tanto ha cambiato qualcosa l'allenatore della Fortitudo Bagheria Tarantino, ha rimandato in campo Rotolo. Vai Toti! Qui intanto Piraino porta a spasso il pallone, l'anticipo secco da parte di Pizzolato. Avanzata di Abello. Rotolo. Controllo a seguire, sul quale c'è l'intervento da parte degli avversari. Qui lotta Corso. La deviazione da parte di Furaforte. Fallo laterale in favore della Costa Gaia del CAM con Provenzano. Altro nuovo ingresso. Corso per passare in mezzo a due, c'è il tocco per vie centrali su Saullo, poi piazza il fallo da parte del numero 7 del Costa Gaia. È entrato Saullo, è entrato, come detto, Provenzano. La palla allontanata da Bongiardina direttamente in fallo laterale. Bello per Furaforte, la palla che passa per i vie centrali dove c'è Poma. Controllo di Cicalese, interviene ancora la difesa in maglia gialla prima che il pallone arrivi a Sarcona. Flamia sventaglia in avanti, la palla ancora allontanata da Bongiardina, poi gioca sulla sinistra il Costa Gaia con la palla poi recuperata ancora da Poma. Subentra nell'azione e recupera Masucci, poi servizio a destra per Provenzano. Ricordo che dopo la fine di questo incontro, intanto Saullo prova ad imbeccare Corso ma non riesce a trovarlo, dicevo, dopo la fine di questo incontro tutti gli occhi rivolti ad Accademia Trapani e Gonzaga, le due squadre che si giocheranno il titolo nella categoria allievi e che dunque si aggiungeranno al Palermo, che invece ha vinto tra i giovanissimi, nell'albo d'oro di quella che ci aspettiamo essere solo la prima di una serie di memorial dedicati a Carmelo Bongiorno. Intanto Furaforte, palla per Piraino, fermato anche lui, tutto ok secondo l'arbitro all'intervento di Bongiardina, allora può avanzare il Costa Gaia con la palla gestita da Foscari. Corso su il gol dell'1-0. Il tocco largo per Provenzano che può scendere a destra, parte il suo cross nel cuore dell'area, non riesce il controllo a Foscari, poi Genco va a chiudere sullo Presti, non tiene il pallone in campo, sarà fallo laterale per la Fortitudo. Una squadra, quella del Costa Gaia, che ha avuto più di un'occasione per raddoppiare, in particolare con il mancino esplosivo di Pizzolato, che 2 volte ha toccato la traversa, la prima volta l'ha scheggiata, poi l'ha proprio colpita piena. Intanto attenzione ancora a Corso, che qui rifiuta il tiro, decide di andare in dribbling e perde una buona occasione. Ok alla palla lanciata da Poma su Furaforte.
Avanza il 17. Il tocco per Scardina, telefonato, arriva Pizzolato per primo, ancora Fortitudo che prova a reagire con Rotolo. Rotolo contro Pizzolato, costretto a ricominciare. Poma. Il tocco per Lopresti che carica il tiro, lo intercetta Genco, ancora Lopresti, controllo non perfetto, Genco recupera e subisce il fallo. Paradiso. Il lancio verso piazza, chiude tutto Cicalese in fallo laterale. Testa, giriamo la testa. Per il momento Costa Cagliata del campo che non sta correndo. Il rischio visto in semifinale, ovvero sia quello di adagiarsi sul vantaggio ottenuto e lasciare l'iniziativa agli avversari, anche perché va detto che dall'altra parte non c'è la fame, non c'è la grinta che invece ha sfoderato il Gonzaga soprattutto nel secondo tempo. Qui intanto per un buon pallone recuperato da Piraino, lancio in avanti, Scardina si muove sul filo del fuorigioco ma cicca il tiro e lo Duca non ha problemi. Provenzano, c'è l'anticipo ai danni di piazza. La rimessa è per il Costa Gaia del CAM nonostante le proteste di Flamia. Provenzano con le mani, interviene Abello, poi il break centrale di Saullo al limite dell'area. Saullo prova a vincere i rimpalli, alla fine la meglio Flamia. Avanza Flamia per la palla allargata da Poma, c'è la sponda di Scardina per Furaforte, l'avanzata poi di Rotolo. Scardina in posizione di ala contro Provenzano, cerca un'inutile bicicletta, lo ferma Corso, poi Poma cerca spazio a passare Lopresti, il tocco di Lannino, Cicalese, lancio per la testa di Provenzano. Poi il controllo a seguire di Corso non è perfetto, allora Furaforte di nuovo per la Fortitudo. Piraino cambia gioco dalle parti di Lannino, colpo di testa da parte di Paradiso, poi rimpallo che favorisce ancora il Costa Gaia. Saullo, tocco largo, cercata la corsa di Pizzolato che però viene anticipato agli avversari. Lopresti con l'ottima giocata in anticipo. Piraino, limite dell'area Piraino. Scardina cerca di piazzarla, interviene Provenzano che si immola per stoppare il tiro. Pizzolato in posizione avanzata, torna sui suoi passi, va da Bongiardino. Provenzano prende in controtempo Corso, la sfera si perde. Di nuovo. Sarcona, palla per Poma che scarica subito, poi Piraino cerca di passare in mezzo a due, ancora Piraino, tocco corto per Lopresti, poi Rotolo fronte alla porta, può avanzare, lo contrasta Genco, poi Pizzolato arriva con un attimo di ritardo, forse anche per una leggera spinta che Rotolo ha subito da Genco. Tanto ha pronti due cambi Mister Pirrone, occhio a questa palla, Bongiardino di testa. Poi c'è la palla scudellata in avanti su Saullo, tocco di Genco, avanzata il lancio da parte di Corso a cercare Piazza che però non controlla bene, allora Piraino. Lopresti, Rotolo, il rimpallo, ancora Piraino,
che sterza, se la porta sul destro, vuole calciare Piraino. Piro telefonato che arriva all'Oduca. Qui intanto riesce a tenere il pallone Masucci, poi Foscari piazza ancora Masucci, cross che arriva in area di rigore, l'uscita di Sarcona non è perfetta e ci pensa Piazza a mettere il gol del 2-0. Rimane anche a terra Piazza, lo scontro con il portiere avversario che è uscito a valanga e anche con un buon ritardo. Cambia dunque il punteggio in questa finale terzo-quarto posto che prende sempre di più la strada di Alcamo, con il gol realizzato da Adriano Piazza che è rimasto a terra, richiamata la panchina del Costagaio. Uno scontro anche abbastanza duro come impatto. Si tocca il gluteo destro l'autore del gol del raddoppio, che esce dal campo direttamente dalla linea di fondo. Esce anche il Bongiardino, entrano Abate e Brucia. C'è anche l'ingresso di Dumitrache con la maglia numero 13. Gioco che sta per riprendere, 12 minuti giocati, è uscito anche Foscari per la squadra alcamese, che dunque si avvia a conquistare il terzo posto. Ricordo che anche la finale tra Accademia Trapani e Gonzaga andrà in diretta sul canale YouTube di Sportisili, mentre la premiazione verrà trasmessa sempre su Sportisili ma sulla pagina Facebook. Vedremo ovviamente i premi di squadra per le 4 formazioni arrivate in questa fase finale, dal quarto al primo posto, poi i premi individuali per il miglior portiere, il capocannoniere di questo torneo, oltre ovviamente al premio Fair Play, che vedremo ovviamente l'attesa per l'assegnazione di questi premi, oltre che ovviamente il miglior giocatore. Prosegue la partita, 11:30 alla fine, la sensazione è che ci si trascinerà abbastanza stancamente verso la fine, d'altronde questi ragazzi sono reduci da 5 partite in poco più di 24 ore, è chiaro che non è il minutaggio a cui sono abituati, le levi regionali giocano ormai su distanza piena, cioè sui 90 minuti, però è chiaro che giocare 5 partite in meno di 24 ore, quindi 250 minuti, che è l'equivalente di 4 ore e poco più in campo, non è semplice, specie tra l'altro per squadre che non si presentano a ranghi foltissimi. Ad esempio la Fortitudo ha mandato in distinta 16 ragazzi. Chiaramente avere un roster un po' più lungo con 20 giocatori a referto può aiutare anche nella gestione da parte dei tecnici. Qui intanto Lannino torna in cronaca, Piraino, ancora Piraino, prova a passare, lo chiude Provenzano, poi Scardina anticipato da Genco che gli sposta il pallone all'ultimo istante. Saullo, la palla giocata indietro, Paradiso che gestisce insieme a
pizzolato, poi Dumitra che tocca e può avanzare Genco. Paradiso ancora per il suo numero 10, batte in profondità, il controllo da parte di Cicalese che di fatto agevola la giocata a Masucci. Saullo, Paradiso non rischia, ricomincia dai suoi due centrali e Costa Gaiadelcam che sta letteralmente addormentando la partita. Adesso Provenzano in possesso, tocco di Corso che cerca di partire in velocità, poi si ricomincia da Provenzano ancora. Genco, giro palla che coinvolge ancora Paradiso, ancora Paradiso dopo il rimpallo favorevole, avanza il capitano, Genco la tiene, prova a dribblare per Poma, ancora Genco che allarga il cross sul secondo palo, Sarcona c'è. Portapalla Furaforte che recupera palla Corso. Partita dai ritmi molto blandi e che adesso vede ancora il possesso palla da parte degli uomini di Pirrone. Provenzano, ancora lo scambio che favorisce il terzino destro della squadra in maglia gialla. Passaggio sbagliato, Rotolo sbaglia, Rotolo poi recupera Furaforte, poi Avello, tocco per Poma, Cicalese, il tocco ancora per Poma, Furaforte, lo presti per Poma, poi Flamia, avanzata poi sulla destra da parte di Lannino che viene fermato e allora torna in possesso il Costa Gaia. Corso fermato da Poma, poi Piraino, Scardina, dribbling di Scardina che prova a puntare gli avversari, però è da solo. Lo presti, tocco per Cicalese, Poma cerca la palla in mezzo, Poma troppo debole, un regalo per la difesa del Costa Gaia. Palla che finisce addirittura tra i piedi di Loduca. Provenzano può avanzare, tocco per Genco. Ancora Genco. Poco più di 5 minuti alla fine, la sensazione è che le due squadre abbiano già la mente rivolta alla doccia. Serie di finte di Masucci che mette in mezzo il pallone, non arriva, Abate, poi c'è il tentativo in sforbiciata e il bellissimo gol di Paradiso, 3-0 per il Costa Gaia con la firma del capitano. All'improvviso questa giocata, dopo tanti minuti di letargo dall'una e dall'altra parte, ci pensa Paradiso a risvegliare la partita. Gran sforbiciata, gran gol, 3-0 e terzo posto ormai in ghiaccio
a palleggiare la Fortitudo. Possesso palla Costagaia con Paradiso che qui non controlla, ma la palla rimane a disposizione dei ragazzi di Pirrone. Qui alla meglio corso su Poma, poi Abate riesce a far sponda, poi Flamia chiude. Lo presti, tocco per Cicalese che non rischia, va da Flamia, ultimi 3,5, presumibile che il direttore di gara non assegni recupero, un po' come è successo nella Flamia, giochiamo Flamia! nella seconda semifinale. Qui Flamia in percussione centrale, Fura forte, palla per Flamia che prova ad inseguirla, Flamia che non ha la benzina nelle gambe di ieri mattina alle 9, giusto per capirci, però recupera un buon pallone. Fura forte, serie di dribbling, poco accompagnato, tocco per Rotolo, Piraino, Flamia, anzi è Scardina, Scardina prova a puntare, passa in mezzo a due, ancora Scardina, dimentica per un attimo il pallone, sempre Scardina, pressato da Brucia che poi lo costringe quasi all'angolo, ancora Brucia, mette palla in calcio d'angolo. Scardina qui ancora contro Brucia, viene raddoppiato da Corso, rimessa battuta sempre da Scardina, Piraino, Avello, il tocco corto, scambio con Cicalese, poi Piraino, lo presti, cerca di scodellare, Provenzano capisce tutto. Corso, tocco per Saullo, per me partita che non ha letteralmente più nulla da dire. Genco, è l'arbitro che decide di porre fine con un minutino di anticipo, finisce qui Costagaia del Cam che porta a casa il terzo posto nel tabellone allievi del primo Memorial Carmelo Bongiorno, batte per 3-0 la Fortitudo Bagheria, partita senza storia fin dall'inizio con il gol dopo 1 minuto e 10 segnato da Corso. Poi strada in discesa per la squadra di Pirrone che arriva terza, breve in campo per la finalissima. Accademia Trapani e Gonzaga, noi ovviamente ci prendiamo